Non era la soluzione di tutti i mali, ma almeno salvava il salvabile. E invece niente, slitta il decreto che prometteva di allentare il patto di stabilità e di rimborsare alle imprese private i debiti della pubblica amministrazione. 40 miliardi di euro da erogare in 2 anni per saldare almeno in parte i 91 miliardi totali di disavanzo. 40 miliardi che invece per ora restano blindati nelle casse degli enti locali. Purtroppo sì, noi abbiamo tutta una serie di aziende che proprio per la mancanza dei pagamenti, per cui non vedono onorati i propri lavori, i propri servizi, chiudono e falliscono non per debiti ma per crediti, che è un'assoluta follia. La reazione delle associazioni di categoria è furiosa. Da Confindustria a Confartigianato si scatena la rabbia e la preoccupazione degli imprenditori piccoli e grandi. Preoccupazione perché indubbiamente ci aspettavamo che il governo capisse che ormai le aziende sono alla canna del gas e si aspettano anche dei fatti concreti. Chi avanza dalla pubblica amministrazione non paga i propri fornitori, che non riescono a pagare i fornitori dei fornitori. Alla fine chi ci rimette è chi lavora. Eppure, se il decreto è slittato, ci sono almeno un paio di motivi. Il primo è che l'iter burocratico per ottenere i rimborsi sarebbe stato farraginoso e complesso. Il secondo è che i famosi 40 miliardi avrebbero saldato una parte del debito pregresso della pubblica amministrazione, ma non tutto, e per il futuro ci saremmo trovati punto e a capo. Insomma, allentare il patto di stabilità una tantum non basta, servono misure durature da concordare a Bruxelles e l'Unione Europea infatti a obbligare l'Italia a mantenere un rapporto del 3% tra deficit e prodotto interno lordo, quando ci sono paesi come la Germania e la Francia che possono godere di una tolleranza fino al 5%. Sì, ma in Europa bisogna andare a contrattare delle situazioni di favore e che in questo caso non sarebbero neanche di favore, ma sarebbe un allineamento a quelle che sono le situazioni dei paesi che sono nostri partner in Europa ma nostri concorrenti da un punto di vista commerciale, e questa sarebbe l'ennesima manifestazione di una concorrenza sleale sostenuta da normative di legge. Insomma, slitta il decreto che avrebbe ridato ossigeno a tante imprese e c'è la sensazione che la strada che resta da fare anche in Europa sia molto, troppo lunga, quando ormai non c'è più tempo. Un atteggiamento che non è da Stato di diritto, è una cosa diciamo vergognosa, perché le nostre imprese hanno diritto di avere questi soldi, soprattutto in un momento di particolare crisi.